All'interno del Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, con la prestigiosa cornice del Tempio della Concordia, si è tenuta ieri la tradizionale cerimonia per celebrare i 210 anni di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Un appuntamento di grande significato che ha visto schierati sul campo una compagnia di formazione composta da un plotone di carabinieri in grande uniforme speciale, un plotone in uniforme di servizio e un terzo plotone composto dai comandanti della stazione e carabinieri delle varie specialità. Alla cerimonia hanno preso parte le autorità civili, militari e religiose della nostra provincia, tra cui una componente dell'Associazione Nazionale Carabinieri. L'evento ha celebrato i 210 anni di anniversario della fondazione dell'Arma e ha rappresentato un momento solenne per rinnovare i valori di legalità, giustizia e vicinanza ai cittadini che da sempre hanno contraddistinto l'istituzione, un'occasione per valorizzare l'identità storica dell'Arma e riaffermare l'impegno costante nella tutela della sicurezza e del bene comune. L'Arma festeggia oggi 210 anni di storia, una storia al servizio del cittadino. Oggi lo fa in questa bellissima cornice sotto il Tempio della Concordia, un simbolo della città e anche un simbolo del nuovo impegno che aspetta Agrigento, ovvero capitale della cultura. Un impegno per cui l'Arma sarà al fianco dei cittadini e fornirà il proprio contributo, così come l'ha fatto in tutto quest'anno, in cui è stata impegnata verso il prioritario obiettivo del contrasto alla criminalità organizzata, ma anche la lotta alle varie forme di illegalità, compreso il deprecabile fenomeno della violenza di genere che vede impegnate le stazioni carabinieri quotidianamente. E quindi oggi è una festa, ma è una festa per i cittadini, con i giovani delle scuole, con i giovani del liceo Empedocle che forniranno il loro contributo musicale alla cerimonia e quindi parteciperanno attivamente. È un rapporto che è rappresentato in particolare dalle nostre stazioni carabinieri che sono presenti in tutti i comuni della provincia, che rappresentano un riferimento non solo per la sicurezza ma anche per una forma di rassicurazione e di dialogo per i cittadini, per un consiglio, per quel rapporto che deve avere una forza di polizia aperta al territorio e alla comunità. L'Arma dei Carabinieri è sempre un punto di riferimento importante non solo per i cittadini ma anche per le istituzioni stesse? Sì, è un qualcosa in cui crediamo e la definiamo sicurezza partecipata, cioè l'Arma dei Carabinieri come forza di polizia partecipa e è al fianco anche delle istituzioni e delle amministrazioni locali. Anche questo rapporto è rappresentato dalle stazioni carabinieri che sono pressoché in ogni comune, quindi è un rapporto stretto anche con le amministrazioni locali. Senta, quanto è importante la presenza dell'Arma dei Carabinieri nel nostro territorio? È molto importante, anche le ultime operazioni condotte dal nucleo investigativo, in particolare quella di marzo, ha testimoniato che è ancora, ha documentato che è ancora attiva la criminalità organizzata sul territorio, ha forse delle forme diverse che tendono a un'invisibilità ma non è meno pericolosa e quindi mantenere il controllo del territorio, mantenere un presidio in queste aree comunque rappresenta una priorità e comunque rappresenta l'interesse della comunità. L'Arma dei Carabinieri è presente anche nei piccoli centri come punto di riferimento, non solo nelle grandi città, ma fate un lavoro anche nel territorio, anche quello un po' più remoto. Sì, e questa presenza è rappresentata fisicamente dai comandi stazione presenti in ogni comune. Sono comandi stazione che quindi sono i primi recettori delle esigenze dei cittadini, ma sono anche coloro che offrono questa forma di contatto con la forza di polizia, di contatto con lo Stato. Oggi darete degli encomi e dei riconoscimenti ai vostri colleghi che si sono particolarmente distinti? Sì, è un momento simbolico e solenne della manifestazione, è un momento che rappresenta le varie anime dell'Arma dei Carabinieri, quindi sono premiati i reparti investigativi così come i carabinieri dell'Arma territoriale. Ci sono 2 carabinieri di una stazione che sono intervenuti in una rapina in cui un soggetto armato rappresentava un serio pericolo e hanno gestito nel migliore dei modi la situazione. E poi ci sarà un premio nei confronti di un comandante di stazione che purtroppo è venuto a mancare negli scorsi mesi e che ha saputo incardinare e rappresentare proprio la figura del comandante di stazione, aperto ai cittadini, aperto alla comunità e sensibile verso le esigenze del territorio. Prefetto, oggi è un'importante festa, quella dell'Arma dei Carabinieri, presenti nel territorio e come dice il detto fedele nei secoli. Di recente abbiamo festeggiato il 2 giugno la festa della Repubblica Italiana, la nostra festa nazionale. Oggi festeggiamo un altro caposaldo dell'identità italiana, che sono i carabinieri. I carabinieri sono l'Italia, sia per storia sia per iconografia. Sapete bene quanto all'estero il nostro paese venga identificato con la presenza dei carabinieri, che è l'arma
dell'esercito, ma anche l'arma delle forze armate, ma anche la forza di polizia più capillarmente presente nel territorio. Ad Agrigento in particolare non c'è un comune che non abbia la stazione dei carabinieri. A che cosa servono queste ricorrenze? Servono a ricordare, a sottolineare il senso di appartenenza. Ho insistito poco fa, ho sottolineato quanto l'arma dei carabinieri sia un simbolo del paese. Ecco, noi siamo ancora una volta una festa di famiglia, come il 2 giugno. Festeggiamo noi stessi in un certo senso, festeggiamo il fatto di sentirci italiani e non a caso lo facciamo in una cornice che esprime la principale caratteristica del nostro paese, è il paese più bello del mondo. La cerimonia è iniziata con la solennità dell'inno nazionale, seguito dagli studenti del liceo classico musicale Empedocle, ed è proseguita con la lettura del messaggio istituzionale del Presidente della Repubblica e dell'ordine del giorno del Comandante Generale. Quindi la consegna dei riconoscimenti, il prefetto di Agrigento Dottore Romano, dal procuratore di Agrigento Giovanni Di Leo, dal sostituto procuratore di Sciacca Dottor Alberto Gaiatto, quindi la consegna della tradizionale targa all'appuntato Allotta, attribuita alla memoria del luogotenente Lucio Cafiero, già comandante della stazione Carabinieri di Montaperto. La targa è stata consegnata dal sindaco di Agrigento Miccichè e dal questore Palumbo. Il riconoscimento è stato ritirato dalla vedova del militare, signora Lina Locicero. La serata si è conclusa con l'esibizione musicale del maestro Salvatore Galante, che ha eseguito brani classici e l'inno di Mameli.